pomeriggio e benvenuti al terzo e ultimo video laboratorio della tradizione di Malborghetto Valbruna. Siamo sempre a casa Oberrichter, però oggi ci trasferiamo in cucina insieme alla coppia di chef più famosi della Val Canale, Giusy e Alfredo, che ci insegneranno a fare i biscotti tradizionali natalizi. In verità faranno due ricette, una ricetta un po' più tradizionale e un po' più moderna. Vi lascio quindi alle loro mani esperte e vi auguro una buona preparazione. Le giornate si stanno accorciando, tra poco verrà scuro e in questo periodo le mamme in casa incominciavano a preparare i biscotti di Natale. Questa era una cerimonia, un rito che si svolgeva ogni anno e preludeva quello che poi sarebbe stata la vera festa di Natale con l'arrivo di Gesù Bambino. Noi oggi vi presentiamo due ricette e speriamo di fare una cosa a voi gradita. Io incomincerei quindi dagli ingredienti. Allora, adesso la prima ricetta sono i vanille kipfalan. I vanille kipfalan sono dei cornetti dolci in cui ci sono 280 grammi di farina. Come vedete la Giusy incomincia a mettere sulla spianatoia creando una piccola fontanella, poi 270 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di mandorle tritate, una bustina di zucchero vanigliato, poi 210 grammi di burro che avrete già tolto preventivamente dal frigo in modo che sia facilmente impastabile, e poi l'uovo, che nella vostra ricetta sono 2 uova, mentre noi per esigenze sceniche dobbiamo presentarne una sola. Ecco, a questo punto la Giusy incomincia ad impastare. Nel frattempo vi vorrei parlare un po' della cucina tipica della Val Canale, del Kanaltal. Definizione di cucina tipica sia della Val Canale che di qualsiasi altro posto è una cucina che si basa sugli ingredienti che si trovano sul posto. Quindi quello che adesso modernamente viene chiamato chilometro zero era la cucina che tutti usavano fare in casa e quindi seguiva la stagionalità e ha delle caratteristiche di facilità e molto semplice, non era molto elaborata. Per fare questa cucina tipica ci sono i vari metodi di conservazione degli alimenti, perché noi stiamo entrando nell'inverno, dobbiamo considerare che non c'erano i frighi come usiamo adesso, i congelatori, quindi tutto andava conservato o in cantina, nel buio della cantina, nel fresco, oppure essiccato o affumicato. Per cui avevamo le patate, avevamo le verdure che si potevano mettere in cantina, avevamo i krauti che venivano poi messi in salamoia per poi diventare un cibo che si conservava tutto l'inverno, oppure le klotzen, che sono quelle pere che si trovano nel viale della stazione, che poi tra l'altro vorrei, se non lo sapete già, è diventata un presidio slow food. Ecco, l'impasto è finito, come vedete è morbido. Un pochino di farina, poca, perché se si mette tanta farina si spaccano. Allora faremo dei cornetti. Io adesso faccio come gnocchi, un rotolino, e come vedete farina non ce n'è, pochissima, perché se si mette farina si tendono a spaccare. Così, e poi si piegano. Tantissimi dicono che è meglio preparare la sera prima l'impasto, tenerlo nel frigo, ma io ho sempre fatto così e come vedete è molto semplice. La pasta si lavora proprio, la mano rimane un po' come unta
e quindi si riesce a lavorare molto bene. Allora, così, poi si piega inserendo il pollice e diventa il cornettino, quindi diventa grande come il pollice di ogni persona. Ecco, mentre allora la Giusy continua a fare, e anche voi a casa state facendo, i chiffelini, che tra l'altro possono essere più grandi, più piccoli, questa è la mano della Giusy, mentre voi, anche se vengono più grandi, non importa, li fate come vi piacciono, perché sono dei biscotti fatti a mano. Allora, dicevo che nel frattempo volevo parlarvi un po' della cucina tipica della Val Canale, e nominando alcuni piatti che sono tipici nostri, della parte valcanale, parte germanofona. Allora io partirei dalla Jausen, dove c'è, che sarebbe la merenda o anche un antipasto, dove c'è il Hausspeck, che sarebbe il lardo affettato, tritato, la Sassaka col Harmschoten, qui bisognerebbe fare una trasmissione a parte. Poi c'è il Schinken, che tutti conoscono perché il più famoso è quello pasquale. Poi ci sono i Würstlein e le clabasse, perché qui in valle, fino prima della seconda guerra mondiale, non c'era l'abitudine di fare i salami, venivano fatte solamente le clabasse, dei salamini, che poi venivano conservati a strati in un barile di legno con la sassaka. Naturalmente il cask e il formaggio, che ogni paese qui in valle aveva la sua latteria. Poi passiamo ai primi piatti, dove c'è la Frittatensuppe, il Grießknebeln-Gerstl, il geschnittene Nudeln, la Suppe mit Leberknädel. Anche questo era tipico di questo periodo, perché ricordiamoci che a fine novembre in ogni casa dei contadini c'era un maiale e c'era la grande cerimonia dello squartamento del maiale, con la preparazione del maiale, che poi doveva servire fino alla stagione inoltrata dell'estate. Poi c'è la Gerstensuppen, la Stranka minestra, il Brotknädel abgeschmolzen mit Sassaka, i Zwetschgenknädel, i Marillenknädel. Questi sono stagionali, perché i Zwetschgen sono di settembre, i Marillen sono di giugno-luglio, perché sono le albicocche, e i Mehlnockerln sono i gnocchetti di farina. Poi come secondi era qua in valle, c'era il goulash, che era fatto con la carne di maiale, l'Erdäpfelgulasch, che è il goulash dei poveri, perché anziché la carne era sostituita con le patate, quindi avevi il sapore del goulash, però non c'era la carne. Poi il Kolbsbroten, che quello era per le occasioni speciali, per i matrimoni, per le grandi feste. Il Schweinsbroten, che si mangiava a Natale, perché il maiale che è stato macellato ai primi di novembre. Poi il Telatisch, che sarebbe il bollito, dove c'era un po' tutto quello che c'era in casa. Poi c'è il coniglio e il pollo impanato. Sempre in questo periodo, prima di Natale, c'era il Blutwurst e il Weisswurst. Poi come contorni abbiamo, come abbiamo già detto prima, i krauti acidi, i Sauerkraut, il Caesarkraut, che era i krauti fatti dolciastri, che era una cosa meravigliosa, che adesso è difficilissimo da trovare perché si va perdendo la ricetta, che però nel libro di mia mamma, che è stato scritto nel 1991, l'ha scritto apposta per me come eredità, ed è scritto bene come viene fatto.
Poi c'erano l'Erdäpfelsalat, che sono l'insalata di patate, il Geröstete Erdäpfel, il Gurkensalat, che sono le rape, e Strankalansalat, che sono quello però era in estate, che sono le tegoline, come si dice. E passiamo ai dolci. I dolci erano facevano parte della cucina. C'erano i Buchtel, poi c'erano le omelette fatte in tutte le salse, i crostoli della Valcanale, il Polsterzipfel, e poi c'è il Reisauflauf, poi lo strudel sia di mele che di ricotta, il Reinling, che veniva fatto sia per Natale che per Pasqua, che andava accompagnato con la merenda di Pasqua. Ecco qua, la teglia è pronta e adesso li inforneremo a 160 gradi per circa 18-20 minuti. Bisogna controllare, dipende dal forno, non devono scurirsi, devono rimanere appena colorati. Mentre i Kipfel stanno cuocendo nel forno, noi vi presentiamo la seconda ricetta. Allora incominciamo con lo zucchero, che sono 100 g di zucchero, dopodiché mettiamo i 100 g di burro. Allora questi tre ingredienti vengono sbattuti con le uova, con lo sbattitore. Ecco, questo è il risultato e quindi incominciamo ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono i 175 g di farina, i 90 g di noci tritate, le 2 bustine di zucchero di vanillina e i 125 g di cioccolato fondente che avevate già tutto predisposto, e dopodiché una grattugiata di buccia d'arancia, possibilmente arance italiane, quelle non trattate. Adesso la Giusy procede ad impastare il tutto. Diciamo che è una preparazione abbastanza semplice e veloce. Una volta fatto l'impasto si procede alla creazione di questi biscotti, che sono veramente, non è una forma né niente, vengono con un cucchiaino, vengono messi sulla teglia e poi verranno passati al forno. Nel frattempo volevo raccontarvi 2 cose riguardo ai Kipfel, perché i Kipfel, oltre a essere un biscotto di Natale, possono essere fatti anche con le patate, e sono gli Erdäpfelkipferl, che venivano poi, praticamente veniva fatto lo stesso impasto che si usa per fare i gnocchi, molto simile. La ricetta la troverete sempre sulla pagina Facebook dell'ufficio turistico, però questa volta, anziché passare in forno, venivano fritti e ancora caldi venivano intocciati nella marmellata e mangiati. Qualcosa di simile invece come contorno viene fatto a Trieste e sono salati. Sempre riguardo alle tradizioni, volevo farvi vedere invece parlare un po' dei Klötzen. Le Klötzen, di cui si vede la ricetta sul libro di mia mamma, e venivano fatte anche in questo periodo perché erano già secche e quindi venivano usate come primo piatto. Naturalmente, per chi non sa cosa sono le Klötzen, sono delle pere che si trovano solamente nell'arco alpino e da noi, da Moggio in su, e nella Gail e nella zona della Slovenia, che tra l'altro sono diventate anche un presidio slow food. Sono delle pere che da verdi sono praticamente immangiabili.
Una volta cadute devono maturare, venivano messe su un graticcio, maturavano e dopo diventano dolcissime e dopodiché venivano essiccate sulla stube oppure nel forno, dipende. Ecco qua, la teglia è pronta, adesso la mettiamo in forno, anche questo sui 150 gradi per circa 18 minuti, questi devono invece colorarsi. Ecco qua, i biscotti Kirfel sono pronti e adesso li passiamo nello zucchero a velo con vanillina. Io li ho fatti raffreddare e adesso li passo nello zucchero. Possono mettere anche più di uno, così, perché devono un po' riempirsi di questo. Qualcuno li fa da caldo, lo fa da caldo questo lavoro, però per me raccoglie troppo zucchero, diventano troppo impastati. Cosa fai? Non si fa quel lavoro. Io sono addetto al controllo qualità. Ah, va bene. Ecco qua la seconda infornata di biscotti, i croccantini, molto semplici da fare. Questi proprio li possiamo mangiare subito. Noi vi salutiamo e ci vediamo il prossimo anno. Buon Natale! Frohe Weihnachten! Con questi buonissimi biscotti natalizi chiudiamo il terzo e ultimo video laboratorio della tradizione di Malborghetto. Ci auguriamo che vi sia piaciuto. Se volete potete postare le vostre foto e poi taggarci in modo tale che possiamo pubblicarle. Ringraziamo di nuovo l'amministrazione comunale, la regione e la Proloco Oltiglio Valcanale e vi auguriamo una buona serata e sperando di vederci il prossimo anno.